Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 26 del campionato di Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Bonifato Alcamo. Tre pali Ligotti, deve essere Rocca, inizia anche la sfida, dunque con il primo tocco rosa-nero. Non lo fa ragionare, Gemma! 1-2 con Butera, bella giocata, Imperato, poi Calì, Imperato. Poi Butera! E la palla passa con Rocca che la sblocca. Chiusura non perfetta di Franco ed è vantaggio Bonifato, 0-1. Lascia rimessa la Fiura su Gianne, al limite del rigore. Ma sul destro Catania! Si fa trovare lì prontissimo, fa 1-1, Ciccio Catania torna al gol. Ciccio! Pisani su Gianne, di ritorno, Pisani apparecchia, pernicchia, Ligotti, poi Pisani ancora, invece il rimpallo, Pisani! Con cattiveria, come sa fare solo lui, con il sinistro, non ha il suo piede, va bene lo stesso, 2-1, Imperato, il dribbling su Pisani, lo passa nettamente, poi dentro sul secondo palo, Butera non ci arriva, vengono tanta compagnia. Questo è un piccolo momento di silenzio di Chiara, in mezzo a due è passato, poi vedo forse la cosa più semplice, ma c'è stata sicuramente una deviazione. Anche il piede di Imperato che è molto caldo, vediamo, Butera! E la mette dove non può arrivare mai Calì, fa 2-2, che gol del capitano del Bonifato. Fiorentino, poi il dribbling, passa, non il pallone, poi Fiorentino! L'errore di Imperato, Fiorentino mette il piede e fa il gol del 3-2. La Fiura, superiorità numerica, la Fiura calcia! Con potenza, come sa fare sempre e solo lui. Vito la Fiura, 4-2. Sa giocare da pivot. Su Gianni, calcia con potenza, con la punta. Su Gianni, 5-2. Poi Imperato vuole lo spazio in mezzo ad una sbaglia, poi su Gianni c'è Pisani, Gianni cerca la porta, su Gianni! Doppietta! Filippi, Gruppuso, su Gianni ruba ancora il pallone, su Gianni indemoniato, su Gianni metti dentro per Pisani! 7-2. Continuiamo! Imperato cerca un'imbucata, sbaglia, Rocca, per Lombardo, mette dentro adesso Butera, è scivolata! E arriva il gol 7-3 con Butera che ha bucato Sabatini. Poi contropiedi con Butera dopo il passaggio di Rocca. Butera rientra, finta, mette sul secondo palo. Palla bellissima per il gol di Livolzi, 7-4. Gennaro con prepotenza taglia il campo e con la punta buca Ligotti e fa 8-4. C'è un piccolo dribbling, se ne concede pure un altro, poi apre Gennaro, c'è dall'altra parte Gruppuso, la mette dentro su John. Nicchia allarga per Franco, mette dentro ancora Nicchia. Il gol anche per lui, in settimana mi ha parlato dicendo che qualsiasi ruolo per lui vada bene, effettivamente è così, anche da laterale fa gol. Manca perché l'arbitro stava guardando il cronometro e poi triplice fischio, finisce il campionato, finisce con una vittoria per il Palermo Futsal Club alla 26esima giornata contro il Bonifato Alcamo con il risultato di 10-4.